Sono Filippo Serafini, il direttore dei lavori delle opere di spostamento della diga foranea di Vado Ligure. Il progetto prevede il salpamento di 13 cassoni e la rotazione di 30 gradi in senso orario della diga esistente che vedete alle mie spalle. Quindi i primi 390 metri saranno ruotati di 30 gradi e provvederemo contestualmente alla realizzazione di 4 nuovi cassoni che verranno riposizionati sulla parte di testata nella posizione di progetto al fine di proteggere il bacino e permettere alle banchine esistenti di continuare a lavorare, evitando così il downtime delle banchine. Il progetto di spostamento della diga prevede inoltre la realizzazione del muro di coronamento, ossia il muro paraonde, che avrà un'altezza di 6,80 m, questo per proteggere anche il bacino portuale dalle onde di maggiore entità e quindi evitare anche un overtopping, ossia una tracimazione dell'acqua all'interno della diga. Al termine dei lavori il bacino sarà protetto in modo maggiore rispetto a quello attuale dalle onde di beccio e di scirocco che ad oggi causano problematiche di interruzione di lavori sulle banchine. Ci sarà poi una seconda fase del progetto che prevede l'allungamento della diga e quindi il completamento di quello che sarà la sua completa funzionalità.